Ciao ragazze e ragazzi, commentiamo ancora il collegio 4, la terza puntata. Un'altra settimana volge al termine e i collegiali sono attesi dal preside perché è il momento di tracciare i bilanci dei giorni passati. È il momento di decretare gli studenti peggiori e migliori della settimana. Il preside la definisce una settimana disastrosa. La sconfitta di 11-0 della partita di calcio è stata una figuraccia definita epocale. Anche le mancanze di rispetto verso i professori non sono mancate, poi la fredda accoglienza dei nuovi arrivati e infine il provvedimento verso Claudia Dorelfi. Ma adesso ecco la classifica di rendimento. Si alzano Rondin e Caldamone, che sono i peggiori della classe, a cui viene consigliato di svegliarsi. Invece Gioia e Fazzi sono stati i migliori della settimana. Complimenti per loro che hanno raggiunto ottimi risultati. I collegiali corrono in cortile e si premurano a guardare i risultati nei dettagli. Caldamone non sembra per niente dispiaciuto di essere il peggiore, anzi afferma: basta che mi sono distinto, è buono essere il peggiore visto che ci sta appesa la mia foto. Maggie Gioia invece è felice, ha coltivato tantissimo in questa settimana e questi sono i suoi frutti. Invece sembra proprio non essere interessata alla classifica Asia, che è preoccupata per la decisione definitiva presa dal preside nei confronti dell'amica Claudia. Di questo ne abbiamo parlato nel video precedente, quindi andatelo a vedere sul mio canale. Ragazzi, che settimana! Intanto commentate pure. Adesso io vi saluto e al prossimo video. Bye bye!